Li apriamo nel mezzo per lavarli meglio, no? Se no c'è tutta la terra. No. Diamo una lavatina. Questa crema si può fare, invece se non piacciono i porri, si può fare, se avevo i funghi ve la facevo con i funghi, ma non li avevo, cioè adesso non è stagione. Si può fare con i verzottini anche, adesso che è stagione. Originariamente però era stata fatta per i funghi, diciamo, però ho pensato che con il brovadar delle palline stava meglio il porro. Si fa come una cremina di cipolla, no? Una zuppa di cipolla, solo che si mette il porro, ecco. Anche qua un po' di farina, no? Sì, dopo. Sì. Tutta cruda. Sì. Con la frulle. Già sai, Facciamo un po' giusto per far vedere. sì, se avete tenuto Possiamo mangiare? Facciamo andare così. Qua. Adesso quel gas lì non mi frega più. Allora, facciamo rosolare il porro fino a quando non deve diventare scuro, deve rimanere sempre chiaro. Quando è ben rosolato, mettiamo un po' di farina, giusto un pelino, perché così si addensa meglio. Volevo farla leggera, light, ma se è da usare no, bisogna metterlo. No. Non faremo dieta stasera, no? Ah, meglio, sì. Olè, ci siamo. E io qui uso La morte, poi di padella. Ecco, a questo punto, quando ha iniziato un po' ad appassire, aggiungiamo un pelino di farina. Se non è la padella antiaderente dobbiamo stare attenti che non attacchi, no? Sale e pepe. Io per comodità l'ho messo insieme. Giriamo un po' intanto che si cuocia un po' la farina, dopodiché buttiamo il brodo. Ecco, adesso buttiamo il brodo. Facciamo cuocere 25, mezz'oretta, ecco, 25 minuti, mezz'ora. Viene come una cremina dopo, perché andremo a frullare tutto. Questa crema andrà con le palline di patate, sì. Nel strisce. Le strisce patate, sì. Esatto. Spreccia patate. Le patate sono della Furlania, non sono della carne. Non me ne ha portate per la questa carne. volta. Mi perdonate. E ma ci vediamo. Il colore. Dato che sei immensa, signore. Ah. Ecco, Sono che tarinate, no? Sì. queste sì. Ecco. Lasciamo. Formaggio. Questi facciamo le cose si sanno. Questo non serve più. Sale e pepe.
l'uovo che non si è rotto, uovo, sale, pepe, formaggio, farina, ma non è indispensabile, non è detto, dipende dalla patata, giusto per tenere un po' unito. La prossima volta che sono spesi, qua ho un po' di olio di arachidi per friggerle dopo. L'ho messo qui per lei ha anche il palacchiare. Sì, perché mi prepariamo la carta assorbente, no? Per togliere dopo. No, pestare, no, questo solo pestare. Sì, Mettiamo il brovadar, così quello che mi avete dato voi pestato così. Crepi d'avarizia, va? Se devono sapere il brovadar, abbiamo messo sale e pepe. Cioè sembra asciugato tutto qui dentro? Sì, Sale pepe. Sì, Ah. per non farebbe benissimo, a casa è meglio non farlo perché per usare tanto pepe non è proprio il massimo. Mettiamo un bit di farina giusto per legare. Io direi che un uovo qua basta. Dopodiché prepariamo dei pezzettini di formaggio, in questo caso è Montasio, ma insomma va bene qualsiasi formaggio che avete, che si sciolga un po', dei pezzettini piccoli, se no non stanno dentro la pallina. Dopo facciamo le palline e le inseriamo dentro, così quando viene cotto si scioglie, no? C'è il cuore. Esatto. Ecco, così può bastare, tanto non ne faremo tante. Mescoliamo. Deve venire un impasto tipo di gnocco, ecco. Io l'ho già preparate, anzi qua. E le serviremo con la crema di porri. Passate nella farina? No. Io le passo nel pangrattato. Evitiamo l'impanatura, quella classica, farina, uovo, perché vengono troppo pesanti, basta o solo il pangrattato o solo la farina, no? Abbiamo mangiato tutte cose molto leggere. Ma quando si cucina... Ecco, li teniamo per friggerle. Più o meno così, insomma, no? Se la patata è, dovete usare le mani, mi dispiace, ma in questo caso è un po' mollina, dobbiamo aggiungere un po' di farina, che se no si spappolano tutte. Sì, dicono che non sarebbero da usare le mani, ma io sfido chiunque a fare a mangiare senza usare le mani. Buono, dobbiamo mettere un po' di pangrattato. Poi facciamo la pallina, mettiamo dentro il formaggio e le passiamo nel pane. Ecco, mi lavo le mani, se no. Si fa un buchino nel mezzo, no? Più o meno di questa grandezza. Dopo. Se sono più piccoli va bene più piccoli. Ecco. Questa è la pallina. Una carne. Sì. Qui sono stata generosa di brovada. Con quelle che ho fatto a casa ne avevo messo un pelino di meno. Facciamo 3 di prova dopo. Sì, di solito chi assiste fa, Questa volta facciamo uno strappo. Eh sì, dovrebbe aiutare. È vero. Servono calde, no? Sì, meglio. Sono delle crocchettine praticamente.
da congelatore. Esistono i frutti zitti, ma li hanno tutti raccolti. Si passa nella carta assorbente, no? Eccoci. Voilà. Qua chiudiamo. Nel frattempo si è raccolta anche la crema di porri e non si fa altro che frullarla col frullatore. Se è troppo liquida si fa densare sul fuoco, mescolando. Se è troppo fissa si aggiunge il brodo. Che deve essere, la consistenza deve essere questa qua che adesso vi faccio vedere. Abbastanza liquidino. Sì, Crema. una cremina, ecco così. Una Bene. vellutata. Anche il pollo d'oro. Sì. Qui va abbastanza pepe. Hanno detto ieri sera alla televisione che fa meglio il pepe del peperoncino. Ah sì? Sì. Oh, sì, che può cambiare. È l'incontrario. Venite al sera. Anche la sfoglia vorrei male una volta. Di adulti non mangiano sponge né che ne premanati. Cioè si presta un po' a tutto perché hanno fatto un bianco. Sì, sì, lo vedo più come un primo come un secondo. Sì, ma la sponge, le sponge, non fritto.